internazionalitari, boletin sulle minoranze linguistiche e le nazioni senza Stato, parcure di Carli Pucci. Benchiatadis e benchiatas a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori di Radio Onde Furlane de bande di Carli Puppe. Vuoi ottachin con Tunaignove che non scrive dal País Basco. Ai 15 di maio le Fondazione.eus ha presentato il servizio di poste elettroniche in lingue basche Ni.eus, sviluppata dunque le imprese Webs. Si tratta di un servizio che aldopre l'Euskara in tutte le sossaris, des relazioni con i clienti e interfacce web, passando per i documenti di autori per gli utenti. Quindi poi Ni.eus non impone pubblicità al garantire le sicurezze dei dati e al cripte le comunicazioni. È disponibile sia in forme gratuite che a pagamento. Da quest'ultimo caso si garantisce le personalizzazioni dal non dal dominio che perviò sempre il .eus final che identifica i spazi di rete la che si dopre l'Euskara. Le organizzazioni catalane Plataforma per la Lingua e ammiorate infuartito il portale Canvia.cat
Pont Cat, doprata per promuovere le sue campagne per i diritti linguistici. In particolare, di una bande si è recuperato le iniziative più importanti inviate in dagli ultimi scienze in maniera di tornare a saboralis e di che altre i cittadini hanno come le possibilità di doprare le piattaforme per proporre nuove campagne. Le organizzazioni e mesarà le proposte sia il già di parte indenant che anche sul plan simbolico può essere più di impatto. Intanto Alc ha l'attaccata a muoversi perché il che riguarda le ultime campagne inviate. Venga stai che per domandare che te piattaforme digitali Disney Plus, screate in marzo in testa spagnol, si mette a disposizione, per i titoli che le hanno, anche le versioni doppiate o sottotitolate per catalan. Poi tal dettaglio, non come le multinazionali attaccate a rispondere ai utenti anche per catalan, ma ha fatto intindi di essere disponibile a mettere sulle piattaforme anche le versioni per catalan, purché le domande se vengono indrecciate al canale di queste per i suggerimenti e non poi a sua direzione. Il Congresso Mondiale Amazigh, organizzazione di riferimento per comunità Imazighen che ha le sue sedi in Francia, e ha denunciato a ONU, al Comitato per i diritti dell'uomo e a diverse istituzioni sovranazionali africane si pericoli le asa e approvazione de bande dal governo e dal Parlamento di Algeria di una riforma del codice penale di una nuova legge per prevenzione della discriminazione e dai discorsi di odi. Quindi fatte di là dal non, le pore e che questi impresti legislativi se sedendo pras per reprimi anche mo con più forza le attività di resistenza politica e culturale da Imazighen. O fevelindes populazions, poi conosciutis des nestris bandis col non di Berbers, che sono autoctonis de Africa nord-occidentale e che le loro diaspore è un vore forte in Europa, massime dai stati francese e spagnolo. Le nuove normative previot penis di 1 a 3 anni di prigione e multis gruessis per cui calda fuori informazioni falsi so che può attentare sicurezza all'ordine pubbliche o a unione statale. Si tratta di una minaccia più che clara perché gli attivisti Imazighen che denunciano le violazioni dei diritti umani so che sensibilizzino le popolazioni sui diritti linguistici, culturali e nazionali. Arriva investita 7 anni di prigione le pene per cui che a riceve fonds dal forest con che di minacciare le sicurezze dal Stato e le sue integrità territoriali. Un tanto sommeffa di queste per cionchia gli autoris mandati de diaspora Imazighen che permettono di organizzare attività umanitarie e culturali in patria. O riguardin che sono centenari i Imazighen di Algeria obbligati all'esili, impresonati o anche muars per via del loro attivismo sociale e politico o anche dome per essere in place con le loro bandiere. La Direzione Generale di Politiche Linguistiche del Governo catalano ha attivato una linea contributiva indrecciata a società di doppiature e a chieste di distribuzione per increscere le offerte di contenuti audiovisivi doppiati o sottotitolati per catalano. Il band, che resterà avviato fin tra mai 30 di ottobre, avrà una disponibilità complessiva di €1.000.000. Per miecce di questo contributo, l'anno passato si è sostenuto il doppiamento per catalano di 62 lungometras e le sottotitolazioni di altri 52 cines e despuntadis di diversi stagioni di 6 serie televisive. Me puro convertieron en un suplicio, es sentir tanta magua coitelou, acostumados a sufrir por reinicio, mais das cintas esa cor brotou, a natura con raíz ficou no piso, entre vaguas o a se queimou, os animais non entenden noso vicio, o desquicio de destrozar o amor. Plantaron lumo monte, nos ochan é bendito, a terra arde e obteñen beneficios. Estou sentindo dores, non é un brote esquizo, as vagas soas caen polo seu precipicio. Outro ano máis, nunca máis, xa apesta, outro ano máis, nunca máis. Galiza en guerra, arde, Gaia arde, un man miserável, malditos cobardes, corazóns de pedra, fai un bate lume, queimamos nosas tellas, come puto fume, as lapas non cesan, onde está esa auga, hai que mollar a zoa, calor nas nosas caras, só existe o agora. Perfora meu ollar tanta brasa, síntome no medio dun volcán nas súas farsas. Siguen plantando eucalipto en raza, madeira para ente a chorar pa puta casa.
Dama mala Cintia pásaras en pásaros. Danzo un calor do Sahara. A raiva e a dignidade que non pararán. Esses querer facernos vudú con dámbala. Floto, cos seus collóns veñen sacar a foto. Nun voto non é pra vos e prochando que como tornamos cintas en cor de esperanza. Anda sucia sociedade inconsciente polo ombro. Negocio máis negocio, no so de especie. Odio nun imposto polo réxime. Nin tengo a cara máis limpa, deles justifican. A historia claudica, fin do conto. Mortos, centos de damnificados. Animais terreos totalmente calcinados. Entre tanto tolo e tanto carto, pronto Pachamama vai mandarnos pro carallo. Negocio máis negocio, nunca máis Galizan guerra. Arde, calla, arde, nunca máis. Plantaron lumo morte. Negocio máis negocio, nunca máis Galizan guerra. Arde, calla, arde, nunca máis. O lume puro convertiron nun suplicio. E sentir tanta magua coitelou. Acostumados a sufrir por reinicio. Mais das cinzas esa cor brotou. A natura con raíz ficou no piso. Entre vaguas soa se queimou. Os animais non entenden noso vicio. O desquicio de destrozar o amor. Les organizacions Irmandade Galega do Agroalimentarios e Adegueiros e Foro Peinador, in tune col Governo de Galizie, e sono impegnati in questi giornati a partendere le campagne con accento proprio, che si propone di sticciare i cittadini a identificare le etichette di prodotti alimentari scritti per galiziano, anche una marche di qualità. Così di una banda si favorisce l'uso delle lingue proprie e delle bande dai produttori e di che altre si sburta il commercio di prossimità e di che strade l'implay dal settore primario e le permanenze sul territorio. Infri 31 di marzo e 30 di aprile FUEN, Unione Federale des Nacionalitas Europeanes, si è domandata ai sei associati di avvolgere un scandale sull'uso delle lingue minorizzate in queste attività informative e educative legate alle crisi epidemiologiche in atto. Le risposte arrivate si hanno toccato 29 comunità presenti in 19 stati europei. Il scandale è dunque parziale, al fotografo doma le situazioni delle comunità più attive, ma che gli stessi offrisce elementi di riflessione interessanti. Perché che riguarda l'informazione sulle epidemie e sui CFS, in tal 52% si le avude anche teslenghis propris. Ad ale par solite sono stati i mezzi di comunicazione e le organizzazioni di riferimento minoranci stessi e in qualche caso i governi regionali. Sempre tal 52% dei casi si avude la diffusione di informazioni sanitarie in teslenghis minorizzati. Su che fronte si è avuto un attivismo più forte de bande delle istituzioni locali. In tal 55% dei casi esaminati si ha avuto le possibilità di avere spazi educativi in teslenghis propris anche in tante desierate de scuolis. In tal 40% dei casi queste possibilità sono state presenti, ma dove in forme limitate, in tal 21% dei casi studenti non hanno avuto accesso a nessun genere di educazione in loro lingue proprie, che si addigiontai un 10% là che queste possibilità non erano garantite neanche prima di emergenze sanitarie. Alle di però che anche là che il servizio è stato garantito, di spesso è stato più per merito da insegnanti de scuole che no des istituzioni. L'emergenza è anche marcata le scarsità di formazione, materiali e impresti per poter avvolgere in maniera corretta l'insegnamento a distanza. L'Ufficio Pubblico delle Lingue Occitane ha inviato una campagna che si propone di promuovere l'insegnamento dell'Occitano in educazione secondaria. Il materiale offrisce informazioni sulle diverse modalità di insegnamento delle lingue proprie e alle disponibili 6 su stampe che in formato digitale. Le campagne sono indirizzate in primis ai studenti e loro famiglie, ma anche al personale scolastico. Arriben les forces d'ocupació, uns ocells de bot defensen l'escola, et baixen primers d'un altre furgó, tothom amb un dos a la gola. El lado oscuro ja és aquí, aparteu avis i la canalla. La repressió vol canviar el destí, la història és de qui la treballa. L'imperi apreta amb la legalitat, que s'han fet a vida i han imposat, no hi ha més perill que la diversitat, davant l'opressor, un poble alçat.
passat per tot el món, milions de persones en peu de guerra, armats de raó, guanyaca que torna i t'emociones quan veus que som l'exèrcit de la pau, d'un poble que no vol ser esclau, un sentiment que no decau, un país alçat, camí d'esperançat cap a la seva llibertat. Un govern corrupte no té autoritat, deixeu seguir la cerimònia, un avi cantant amb el puny aixecat, heu perdut la darrera colònia, i surt el rei que ningú ha votat, donant lliçons de democràcia, un text que la casta li ha redactat i ella ha llegit sense gràcia. Un nen camina pel pati i està plorant i ha perdut la paciència. Demà el professor li explicarà que res no s'arregla amb violència. Els seus altaveus ens voldran espantar, ens volen sedats i el poble desperta. Són les de sempre, mai no van marxar i veus que som l'exèrcit de la pau, d'un poble que no vol ser esclau, un sentiment que no decau, un país alçat, camí d'esperançat cap a la seva llibertat. Aquí comença, avui comença, així comença, per fi comença. Aquí comença la nostra independència, avui comença la nostra independència, així comença la nostra independència, per fi comença la nostra independència, aquí comença la nostra independència, avui comença la nostra independència, així comença la nostra independència, per fi comença la nostra independència. Fintre mai che non si poderà adoprare il catalan dentri e culis istituzioni europeane si passa a 10 milioni di persone che fevelin queste lingue resteranno cittadini di seconde categorie. Alle richieste considerazioni che nas le nuove campagne inviate de organizzazione Plataforma per la Lingua che in occasione dei 70 anni de Declarazione Schuman e asticciati catalans a farsi sinti sulle reti sociali per rivendicare l'ufficializzazione delle loro lingue de bande des istituzioni europeanis. Il presidente dell'organizzazione catalane, Oscar Scuder, ha domandato una riunione urgente con l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo per affrontare queste teme. Condut che il catalan alle le 10 tierce lingue più fevelate dentro l'Unione Europea, non dome arreste fur des istituzioni comunitaris, ma si impedis fin tremai di doprale per intervistare i suoi rappresentanti. Condut che manchi incensimenti ufficiali, si stima che le popolazioni di lingue turche che vivono in Trace, le regioni nord-occidentali di Grecia, confine con le Turchie, e sedi sulle 150.000 persone. Le istituzioni greche non riconoscono l'esistenza di nessuna minoranze linguistiche dentro dei confini statali, ma per via di accordi internazionali e garantiscono una qualche tutela a che comunità non tanto per diversità linguistiche, ma perché religiose, vengono palfate di essi musulmane. In tal 2017 Grecia ha inviato l'obbligo per i famiglie di scrivere fruttins in NIS sotto controllo pubblico, là che le lingue di insegnamento è il greco. E le domande delle minoranze turcofone di chiappadentri le lingue del territorio sono colate in tal vuoto. Come il Ministero per l'Educazione ha fatto sapere che con questo calvin si vuole scompagnare il greco con l'inglese. Le organizzazioni delle minoranze hanno dunque approfittato di queste viergidure sul piano dell'insegnamento plurilinguale per domandare che si previode in dessoris par turchi in tainis des localitas de Trace, la che sia una presenza significativa de minoranze. Le riforme dai liceus imbastite dal ministro per educazione Jean-Michel Blanquer e gliel'ade a colpì anche gli spazi già limitati che le lingue minorizzate avevano in scuole pubbliche francese. Le normative, giusto per fare qualche esempio, gli assegna che queste lingue un valore tan limitato in te valutazione finale dai studenti, le smette in competizione con le lingue internazionali, obbligando spesso a scegliere dove une tra le due e non permette di doprarli in te sprovviste di diverse specialità scolastiche. Così, come che il ministro si è rinduta a emendare le riforme con le mediazioni di un gruppo di esperti, il collettivo che le NOMP, che al metadun i professori e i formatori di e par Breton, ha indrecciato una lettera viarta che scomità di Savis, là che segnala le problematiche principali spartadis de riforme e al propone 5 misure concrete per superare i pedimenti che le nuove normative ha portato per l'insegnamento des e tes lingue minorizzate fevelati in tastat francese.
Elen, le rette europeane per vogliance linguistiche, ha scritto al governo britannico per domandare che dal censimento dal 2021 si prevede una voce la che i cittadini si possono declararsi di nazionalità corniche. Anche al 2014 le istituzioni britanniche si avevano riconosciuti i cornics come comunità nazionale in tessuaggio de convenzione quadri per protezione delle minoranze nazionali dal Consiglio d'Europa, ma, contrari di ciò che succede con queste altre nazionalità che formano in Ream Punit, i cittadini de Cornualia non possono declarare le loro partinenze nazionali in tal censimento. Compagni di ciò che avevano già fatto diverse organizzazioni corniche, le reti europeane per vogliance linguistiche e domande come al governo di Londra che i riconosce a queste comunità che il stesso diritto che già è anche scozzese, gallese e irlandese dal nord. Prima di finire, ricordi che i testi e le nuove di voi saranno a disposizione in curta lì di direzione www.internazionalitari.blogspot.com, intanto che l'audio di trasmissione si potrà chiatarlo sulle pagine Spreaker de radio. Da queste puntate ho ascoltato i Basques Hessian con Susara Gugara, i Galizians Rebelliondo Inframundo con Plantare un lume a monte, i Catalans Bujos con La Darera Colonia e le cantautore gallese Gwenno col Toc par Cornic Tir Amor. Anche per voi tut, internazionalitari al torneca di 2 settimane, sempre sulle frequenze di Radio Onde Furlane. Mandi a tutti e de bande di Carli Pup. Internazionalitari, boletin sulle minoranze linguistiche e le nazioni c'è stato, parcure di Carli Pup.